La presentazione che è stata fatta della commissione e del lavoro della commissione deontologica è la parte brutta, normativa, sanzionatoria. Allora, partiamo da cosa si può fare prima per evitare di arrivare alla commissione deontologica. Il ruolo della commissione è anche fare formazione e anche rispondere a dei quesiti. Grande parte del lavoro della commissione è rispondere a quesiti che arrivano alla mia attenzione su dubbi professionali. Ok? Allora, io innanzitutto vorrei presentarvi il codice deontologico come la nostra guida, e parlandovene dalle sollecitazioni che sono arrivate oggi dai relatori che ci sono stati, dai relatori di altre professioni che ci hanno detto come lavorano con noi. Ringrazio la dottoressa Cerato che ha parlato dell'autonomia professionale. L'autonomia professionale è legata all'articolo 6 del codice deontologico, che ci dice che nella collaborazione con le altre professioni noi psicologi dobbiamo mantenere la nostra autonomia, dobbiamo colloquiare con le altre professioni, ma dobbiamo mantenere la nostra integrità. Lo dico quando colloquiamo con le altre professioni, ma soprattutto quando dalle altre professioni ci arrivano delle sollecitazioni. A quanti quesiti ho risposto? L'avvocato della signora che è mia paziente mi ha chiesto di scrivere una relazione così, così, così. Cosa devo fare? Cosa posso fare? Ok? Il codice deontologico ci dice come possiamo lavorare. Se noi ce lo abbiamo in mente, ci guida nella nostra pratica professionale. Altra sollecitazione che ho avuto oggi è quando questa mattina si parlava della formazione delle opinioni e quindi della formazione di un pregiudizio. Ok, c'è l'articolo 4 del codice deontologico che ci dice che noi dobbiamo rispettare la persona nelle sue inclinazioni, nella sua religione. Noi sosteniamo di farlo molto, siamo convinti di farlo. A me arrivano relazioni dove questa cosa non si evince. Allora, a me piace, e più la pratico, più mi piace la deontologia professionale, ma non mi piace sanzionare i colleghi. Ma in alcuni casi lo devo fare. Allora, io so che gira voce che ultimamente la commissione, cioè negli ultimi anni la commissione deontologica sta massacrando i colleghi. Ma voi vi chiedete chi? Allora, noi seguiamo un'istruttoria, abbiamo delle segnalazioni e quindi ci vengono date delle prove. Ok, se io leggo una relazione che mi dice che il signore si presenta così e così, professa questa ideologia e allora stiamo facendo il lavoro psicologico? Stiamo facendo la nostra professione? O siamo vittime di un pregiudizio e non rispettiamo l'articolo 4 del codice deontologico? Oppure il problema della colleganza. Sì, dialoghiamo con le altre professioni, ma perché non dialoghiamo tra di noi?
o perché, e sono altre segnalazioni che mi arrivano, io mi permetto di parlare male del collega, del perito dell'altra parte, entrando non sull'operato, che è fattibile, ma sulla persona, che non è possibile. Abbiamo parlato poi di formazione. Allora, la formazione non è una cosa suggerita da chi da anni fa questa pratica professionale e dice ai nuovi: formatevi perché vi serve. La professione e la formazione professionale è data dal nostro codice deontologico. Vuol dire che se non ci formiamo in ciò e sulla materia in cui operiamo, violiamo una norma del codice deontologico. Quindi, in questo senso, in questo modo, io vedo il codice deontologico come la nostra guida. Il codice deontologico riguarda tutti gli iscritti all'ordine professionale. Non esiste un codice deontologico ad hoc per una parte, per un aspetto professionale. Non esiste il codice deontologico della psicologia forense. Esiste il codice deontologico che fa capo a tutti gli iscritti a questo ordine. Ok? Quindi non è che se tu fai il CTP, e qui apro un capitolo enorme, perché il CTP, come dire, è di una parte all'interno di una perizia. Io posso, sulle sollecitazioni della mia parte, vedere un minore senza il consenso dell'altro genitore. Voi non avete idea di quante segnalazioni abbiamo avuto su questo tema. Allora, a me, ripeto, non piace essere sanzionatoria, però vorrei, come dire, che voi capiate che se avete in mente il codice deontologico, riuscite a lavorare bene, in tranquillità, con tutti gli strumenti che sono necessari per lavorare bene. E qui mi taccio.